Una vita su e giù per le sue amate Crode, macchina fotografica nello zaino e via. Loris De Barba ha incarnato l'essenza dell'alpinismo più puro che sapeva documentare per cogliere l'incommensurabile anima delle montagne e donare a tutti la loro naturale bellezza. All'attivo oltre 60 dei 4.000 delle Alpi, raccontati in una monografia con Francesco Vascellari, assieme a cui nel 2022 ha condiviso la gioia del Pelmo d'Oro per l'alpinismo in attività. La montagna non è buona o cattiva, ma oggi ci ha tolto una persona cara, un alpinista, un avventuriero, un fotografo dall'animo poetico, scrive commosso nella nota di cordoglio il presidente della provincia Roberto Padrin, che lo ricorda proprio nel giorno della consegna del Pelmo d'Oro con una emozione che tradiva la genuinità e l'umiltà profonda, tipica delle genti di montagna, tipica di chi vive le terre alte, vive, le conosce, le sa esplorare. Sabato Loris De Barba, 71 anni, era partito presto per le torri del camp. Aspetto il tramonto e rientro, l'ultimo messaggio alla moglie Anita che in serata, comprensibilmente preoccupata, ha allertato i soccorsi. Si è sperato fino all'ultimo. Ieri mattina alle 6:38 la sua salma è stata recuperata dai tecnici del soccorso alpino calati da Falco 2 e trasportata a Malga Framont. L'ultimo saluto dopo il nulla osta della magistrato di turno domani pomeriggio al campo sportivo di Valmorel di Limana. Una settimana terribile. Mercoledì la tragedia sulla sud della Marmolada in cui hanno perso la vita due alpinisti trevigiani, Francesco Favilli, 44 anni, e Filippo Zanin, 36 anni. Tutti accomunati dalla passione smisurata per la montagna che mette in conto anche l'appuntamento con il destino, senza paura.